Ciao a tutti, sono Anna Grassi, sono candidata alle prossime elezioni regionali nella lista della Lega Veneta a sostegno di Luca Zaia presidente. Ad oggi abbiamo affrontato una crisi sanitaria che ha portato inevitabilmente a una crisi economica a causa di una chiusura totale che c'è stato in tutto il nostro paese. È una crisi economica che va affrontata con testa e a ricaduta sono tanti gli ambiti che ne sono stati coinvolti. Uno su tutti è il mondo delle università. Quest'anno, adesso siamo a ottobre, dovrebbe essere il primo anno per molti ragazzi probabilmente decideranno di non iscriversi all'università nell'incertezza di quello che sarà poi il piano di studi che dovranno affrontare, comunque un'incertezza generale del futuro, quindi bisogna avere delle idee chiare per i giovani, ma non solo per i giovani ma anche per tutto il territorio, per i nostri amministratori locali e anche per le imprese del territorio, quindi sicuramente quello del lavoro è un tema che va affrontato. Ovviamente dobbiamo guardare a quello che la regione può fare. La regione sicuramente si occupa di sanità e si occupa anche di infrastrutture e quindi consolidare le infrastrutture è sicuramente un modo per incentivare le nostre imprese a incrementare il lavoro. Non solo quindi le infrastrutture, però bisogna guardare anche al territorio a 360 gradi, bisogna guardare anche all'ambiente, a uno sviluppo sostenibile del territorio e quindi anche al turismo lento che potrà aiutare tutti i territori da nord a sud, da est ad ovest a incrementare uno sviluppo appunto di questi territori, ma sotto tanti profili, perché turismo a ricaduta vuol dire anche attività economiche del territorio. Allora, noi abbiamo deciso di sposare il progetto Zaia consolidato negli ultimi 10 anni. Questi 5 anni avranno bisogno di una spinta anche in più di idee nuove, idee magari anche un po' più giovani e diverse dalle solite idee. Ho collaborato con il progetto Veneto Cantiere Veloce, è una sburocratizzazione generale delle procedure edilizie e questo permetterà di iniziare prima i lavori e quindi permetterà alle ditte e alle imprese edili di lavorare con più facilità. Sicuramente un grande tema è quello dell'autonomia. L'autonomia, sappiamo che la regione Veneto ha fatto tutto quello che poteva fare con gli strumenti che ha a sua disposizione. L'autonomia è sancita dalla Costituzione, il governo deve darci delle risposte certe. Autonomia sappiamo che vuol dire più risorse sul nostro territorio e più risorse da investire sul nostro territorio e questo è di vitale importanza non solo per il cittadino ma anche per gli amministratori locali, perché sappiamo che poi i servizi del territorio vengono garantiti dalle amministrazioni locali, quindi i sindaci che decidono con il bilancio come investirli, quindi può essere i servizi sociali piuttosto che nella cultura, dove i cittadini hanno più esigenze. Allora, la Lega è un partito che ha deciso di puntare sui giovani e a un ricambio generazionale. Sono tra le più giovani candidate all'interno della coalizione di centrodestra, appunto a sostegno di Luca Zaia. È grande motivo di orgoglio perché vuol dire che è un partito che sta credendo in un passo diverso anche nei confronti del futuro. Quando ho iniziato la mia esperienza politica mi è stata detta una cosa da una persona più grande. Mi ha detto: io non posso fare le tue battaglie per il futuro, non posso farle io, sei te che devi fare le tue battaglie, sei te che devi disegnare il mondo del futuro e oggi abbiamo tanto bisogno di idee e di idee, ma non solo di idee, di programmi strutturati per il Veneto del 2050, quindi bisogna guardare non al domani ma bisogna guardare in un'ottica dei prossimi 20-30 anni. Votare Anna Grassi perché credo in una politica dell'ascolto. La politica non la fanno i politici, ma la fanno i politici ascoltando il territorio e portando avanti la voce del territorio. Quindi prima di tutto bisogna ascoltare i cittadini e poi bisogna studiare tanto, appunto per portare poi progetti concreti per tutta la popolazione, insomma.